Territorio e impresa. Le storie e le esperienze dei nostri imprenditori. Salute a tutti da Alessio Di Francesco, bentrovati su Radio Confapi. Oggi ce ne andiamo a conoscere un'azienda, ma soprattutto andiamo a conoscere un imprenditore che fa parte della grande famiglia Confapi, perché con lui, partendo dal business di base, e tra poco lo scopriremo, andremo a capire come attraverso l'innovazione, e quindi anche attraverso i fondi del PNRR, anche se si pensa che nella nostra piccola azienda, nella nostra piccola e media impresa non ci siano sbocchi per innovare, in realtà non è così. Ma ne parliamo meglio con il nostro ospite, Gavino Guiso, amministratore e consigliere d'amministrazione della Mondial Alimentar SRL, detentrice del marchio Guiso Formaggi. Ma con lui partiremo da questa realtà casearia per scoprire tanto del mondo dell'innovazione in azienda. Benvenuto a Radio Confapi. Buongiorno a tutti, un piacere, io vi ringrazio per l'ospitalità, poter trasferire la mia visione e il mio amore nel fare impresa per me è di grande importanza. Il confronto è alla base di tutto e la nostra azienda si è sempre mossa pensando che innanzitutto bisogna fare rete. L'azienda casearia è nata con lo spirito non di replicare l'ennesimo caseificio, ma di fare rete con i caseifici esistenti. Quindi ha pensato di inserirsi in un contesto differenziandosi fortemente, sia per appartenenza territoriale e quindi con grande conoscenza di tutti i valori che stanno dietro un territorio, la storia millenaria, le ragioni ambientali, le caratteristiche organolettiche dei prodotti, ma la capacità anche di pensare a prodotti diversi, innovativi nell'incontro di gusti, spezie e quant'altro, tanto che i nostri prodotti sono veramente un po' fuori dal coro. E questo è stato l'inizio di una grande avventura che oggi ci vede presenti in oltre 150 punti vendita, con prodotti come le creme di formaggio allo zafferano o al cannonau, piuttosto che alla bottarga o al mirto sardo, insomma, o al peperoncino sempre sardo, insomma tutti quei prodotti che veramente sono fuori dalla norma. Abbiamo poi una linea di produzione che è della ricotta mustia, cioè la ricotta affumicata al faggio, con un procedimento naturale, e abbiamo infine niente di meno che un formaggio sott'olio per risolvere l'annoso problema della conservazione. In due parole ho detto un'azienda fortemente diversa che ci ha permesso di essere presenti sul mercato senza sgomitare, ma recitando un nostro piccolo ruolo. Poi ovviamente questa innovazione si è trasferita automaticamente in tutte quelle che sono le mie attività collaterali, perché E adesso ne parliamo, però mi incuriosisce molto questo aspetto, perché probabilmente l'industria casearia è una delle industrie sulle quali l'aspetto tradizione è l'aspetto basilare. In realtà, come ci ha appena raccontato lei, qui tradizione fa assolutamente rima con innovazioni, anzi vanno a braccetto. Io direi questo: oggi a volte paradossalmente è fortemente innovativo ripetere alcune tradizioni che molto attente alla natura e ai tempi, quello che adesso comunemente viene detto con un inglesismo slow food, di fatto anticipavano alcune sensibilità che oggi invece si stanno ripresentando. Quindi oggi è innovativo anche ripercorrere in maniera moderna e sostenibile alcune vecchie ricette che in qualche modo però ci portano di fronte ad un percorso più sostenibile. Quindi in realtà a volte conoscere la storia di un territorio, conoscere le tradizioni, le vecchie ricette può portare inaspettatamente a apparire moderni. In realtà, guardate, vi posso garantire che una volta la parola sostenibilità era presente nella vita quotidiana, perché veramente c'era una grande attenzione allo sfruttamento delle risorse che fosse armonico con la natura. Quindi questo è un po' il fatto, il basilare. Poi la capacità di capire che il consumatore ha necessità anche di apprezzare nuove strade. L'importante è farlo sempre con una grande attenzione alla qualità. E diciamo che oggi un'azienda casearia dà di più da un punto di vista della tutela della salute del consumatore. Questa è la vera differenza, e su questo bisogna investire con certezza, perché
il consumatore deve avere oggi ormai la qualità totale. Quindi l'innovazione è il prodotto, ma l'innovazione è anche sul metodo, sì, sulla sicurezza alimentare, sulla sostenibilità, sull'investimento per esempio in energie rinnovabili che garantiscono insomma alla fine un prodotto che pesi meno sull'ambiente. Sì, anche perché l'imprenditore deve essere sì innovatore nel suo core business, quindi sì, essere legato alla tradizione, ma farlo strizzando sempre l'occhio, o meglio, guardando sempre con sguardo attento al futuro e quello che presenta. Ma lo deve fare anche l'imprenditore a tutto campo, perché è vero come nel suo caso che lei fa formaggi, però poi attorno a un'impresa ci sono tanti altri mondi che interagiscono. Sì. E bisogna anche guardare all'innovazione che ci viene presentata per quei singoli mondi. Certo, allora intanto la nostra azienda già da 12 anni, cioè prima della nascita della divisione casearia, ha abbracciato il mondo della moneta complementare. Parliamo in qualche modo di fintech, eppure anche qua è tradizione e innovazione, perché le monete complementari nascono circa 100 anni fa in Svizzera e in Germania. Parliamo quindi di un mondo parallelo a quella che è la moneta legale, che non si sostituisce, che ha una corrispondenza di 1 uguale a 1, cioè un euro uguale a un Sardex. Oggi questo circuito è presente in tutta l'Italia, è un circuito che ci permette di avere uno scambio di prodotti e servizi consistente dal punto di vista del valore, e di creare una rete tra imprese e un B2B molto interessante. Questo per esempio è un aspetto di innovazione dal punto di vista finanziario. Un altro aspetto di innovazione dal punto di vista finanziario è l'approccio dell'azienda, anche nelle mie attività consulenziali, alla cosiddetta finanza alternativa, quindi una finanza, cioè quindi una filina di finanziamento che è fuori dal cosiddetto circuito bancario e si rivolge invece direttamente al mercato di capitali, sia attraverso l'emissione di mini bond che attraverso la quotazione in borsa di piccole e medie aziende. Questo è un grande strumento che è ancora ampiamente sottovalutato in Italia e che invece dovrebbe essere promosso, perché permette alle aziende di fare a volte il cosiddetto passo più lungo della gamba. Ma poi questa innovazione si deve tradurre anche dal punto di vista del marketing, nell'utilizzo degli strumenti più avanzati, come per esempio il metaverso. Molti stanno aspettando che Facebook sbarchi in Italia e non sanno che esiste in Italia già un metaverso italiano di un'azienda veramente di primo ordine, che ha un motore funzionantissimo. Siamo già dentro come azienda, abbiamo già promosso una mostra sulla scrittura nuragica, l'abbiamo sponsorizzata, abbiamo creato uno spazio e quindi virtuale, che è visitabile da chiunque e che permette per esempio un'esperienza immersiva. Sono tutti piccoli tasselli assieme poi alla ricerca della indipendenza energetica, che oggi fanno di un'azienda una scommessa che è anche una scommessa sul futuro, una scommessa di ottimismo su quello che può fare diciamo anche un'azienda per promuovere i valori, per promuovere la cultura, per promuovere una vita migliore, per promuovere il benessere, quella che a volte viene magari col sorrisino definita felicità, che poi non è quel saltare di gioia ogni giorno, ma quella che è avere la serenità di fare ogni giorno quello che più è giusto fare per gli altri, non vivere in pace, pacificamente e con un ampio orizzonte. Lei prima ha detto una cosa che mi ha incuriosito tantissimo. In Italia stiamo aspettando dall'estero il metaverso, abbiamo già il primo metaverso italiano, fra l'altro attraverso la società che lo gestisce, mi corregga se sbaglio, avete sponsorizzato una mostra di scrittura nuragica che esatto. Po', se vogliamo fare un raffronto, la scrittura nuragica è stato il primo metaverso sardo. Sì, io ho questo orgoglio, sono stato il primo in Sardegna a creare uno spazio virtuale dove ho organizzato una mostra sulla scrittura nuragica. È un'esperienza estremamente bella. Devo dire che molti oggi arricciano il naso pensando al metaverso ed una ulteriore diciamo bagno nello sconosciuto come un grande pericolo, dopo un'esperienza con Facebook che secondo me sicuramente ha anche molti lati insomma critici,
Ma vi dico che per mia esperienza il metaverso invece ripropone una realtà più aderente, quindi una realtà virtuale molto più aderente alla realtà quotidiana, perché in realtà elimina quell'idea di spazio indiviso e indefinito che c'è su Facebook, dove uno quando scrive parla con 5.000 amici, di fatto, o per non dire 30.000, di fatto il metaverso ripropone una realtà estremamente vicina a quello che noi viviamo quotidianamente, cioè sono degli spazi delimitati dove io incontro le persone che voglio incontrare in quel dato momento in quello spazio. Questo significa riprodurre quella definizione di spazio che mi permette di riacquistare, secondo me, un atteggiamento più consono. Non so se mi sono spiegato, perché in pratica se io ho un ufficio nel metaverso, apro l'ufficio semplicemente alle persone che però non avrò certi 5.000 amici che su Facebook. Le dirò, è stato stranamente chiaro, non perché lei non lo sia. Se ho capito perfettamente io, vuol dire che lei è stato chiarissimo. No, questo mi fa piacere, perché molti stanno avendo paura che sia una fuga dalla realtà. Invece vi dico che è un ritorno alla realtà, perché permetterà ovviamente non è una sostituzione della realtà, però dobbiamo sempre vedere le tecnologie come un'opportunità, mai come una privazione. Ma è sempre un'opportunità in più, che dà la possibilità di visitare 168 paesi del mondo, che dà la possibilità di andare dove noi oggi non possiamo andare, di vivere esperienze che noi non potremo mai vivere, e poi niente ci vieta, nessuno ci vieta di prendere una nave, un aereo, parlo io da sardo che non posso fare altrimenti, certo non vado a nuoto da nessuna parte, andare dove voglio, però veramente una democratizzazione, perché comunque vi dico ci saranno delle applicazioni anche per ciò che riguarda sia la medicina a distanza, ne ho già viste alcune, sia il telelavoro, ma in maniera molto più immersiva, potendo stare finalmente non solo di fronte a un video in videoconferenza, ma la possibilità di avere per esempio un collega a fianco. Sono piccole cose che vi dico faranno nel giro di 4-5 anni la differenza, e io dico alle aziende: state in campana, perché è una realtà dell'oggi, non è una realtà del domani. Facebook, se ricordate, nel giro di un paio d'anni è diventata un fenomeno di massa. Sbrighiamoci, perché oggi i costi di accesso sono sicuramente molto bassi, c'è anche un primo accesso, diciamo, gratuito, domani potrebbero essere molto più impegnati. Allora noi ringraziamo Gavino Guiso, amministratore e consigliere di amministrazione della Mondial Alimentare SRL, Guiso Formaggi, per averci rivelato, perché lei lo ha fatto, forse non se ne è accorto, ma se ne sono accorti i nostri ascoltatori, ci ha rivelato la formula, la ricetta della serenità, quindi cosa fare per essere un imprenditore non felice, ma soprattutto sereno, che credo che la serenità sia la cosa migliore per tutti, in particolare per gli imprenditori. Grazie per il suo consiglio di oggi, sicuramente torneremo a parlare di questi argomenti. La ringrazio per la disponibilità e in bocca al lupo. Io vi ringrazio e dico solo a tutti: progettate, perché solamente una vita fatta di progetti ha una vista lunga che vi permette di vedere gli ostacoli dell'oggi sempre piccoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti veramente. Territorio e impresa.